Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati qui con noi. Vi presento subito il nostro ospite. Abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Luigino Michelon, segretario generale FNP CISL di Venezia. Grazie. Buongiorno. Viene qui in modo particolare per darci testimonianza, per raccontarci di una serie di iniziative molto importanti, adesso capirete qualche cosa in più, che riguardano, come spesso parliamo con l'FNP CISL, sindacato molto attento a questo, che la terza età, guardano con attenzione i pensionati, i pensionandi che stanno progressivamente invecchiando e che hanno bisogno di tanti stimoli, sempre più stimoli, non solo a livello fisico-motorio ma anche intellettivo. E cosa fare, come attivarsi, come essere partecipi, ci sono iniziative, c'è chi può dare una mano? Ebbene sì. Allora, prima di dare la parola al nostro ospite, a questo punto vediamo un servizio che ci introduce e ci inquadra un po' tutto questo tema e ci dà anche gli spunti per la nostra conversazione. Vediamolo insieme. È andato in archivio il ciclo di appuntamenti Benessere e Sapere nella terza età, realizzato dalla FNP CISL Pensionati Territoriale di Venezia, dalla Proloco di Scorzè, dal Circolo ACLI, dall'Anteas Havas, dal Centro Servizi Anziani e dall'Associazione di Promozione Sociale per la Terza Età. E sabato 18 maggio al Centro Servizi Anni Sereni di Scorzè si è tenuta una tavola rotonda dal titolo Il futuro ci riguarda. Insieme si fa, bisogni servizi sociosanitari in una logica di comunità, un'occasione per tracciare un bilancio del progetto. Un plauso veramente alla modalità e ai contenuti, è un esempio, una buona pratica che io come segretaria regionale mi farò carico di portare come modalità in tutti i territori del nostro territorio, della nostra regione Veneto. L'iniziativa si è sviluppata con un ciclo di incontri formativi che si sono tenuti a Scorzè dall'autunno scorso sino alla primavera, contando complessivamente quasi 200 partecipanti. Tra le proposte, incontri utili per imparare l'uso dello smartphone o le competenze base per l'utilizzo del computer, o sui consigli per evitare le truffe o sugli adempimenti fiscali, e ancora incontri legati alla salute e al benessere, che hanno coinvolto medici, farmacisti ed esperti della zona, sino a incontri per il potenziamento della memoria. L'iniziativa nasce dalla necessità di dare sostanza a quelli che sono i diritti di ogni essere umano e quindi anche degli anziani, fascia della popolazione che si sa è in costante aumento. È indubbio che abbiano sempre più bisogno di servizi, è sotto gli occhi di tutti l'invecchiamento della popolazione, ma soprattutto le problematiche che dall'invecchiamento ne derivano. I progressi della medicina purtroppo non sono sufficienti a risolvere tutto e soprattutto è difficile l'approccio a quelle che sono le cure, la prevenzione e tutto quello che è possibile avere come servizio per poter invecchiare in condizioni decenti di salute. Occorre ripensare a questa fase della vita. La sfida è quella di favorire un invecchiamento quanto più attivo. Fondamentale in quest'ottica è la socializzazione, non solo tra anziani, ma anche costruendo un'alleanza tra le generazioni per superare fragilità e solitudini e per rendere più solida e umana la società. A livello di programmazione regionale e tramite le aziende ULSS e i comuni si sta mettendo in atto tutta una serie di iniziative diciamo al fine di creare una rete che sia, come dire, amica delle persone anziane e soprattutto per favorire, come dire, l'invecchiamento in maniera valida ed efficace. Segretario, un evento, come diceva lei, molto importante perché sì, ha chiuso una serie di cicli, ci saranno ancora. Lei ha puntato l'attenzione nell'intervista sull'aspetto della salute. Sì. Che tra l'altro viene ripreso in altre iniziative, Cavalchiamo la vita, non smettiamo di camminare, aiuta a stare in buona salute ed essere attivi e pensare trekking urbano, un progetto di benessere nella terza età sempre organizzato con la vostra collaborazione. Primo aspetto, quindi, la salute anche fisica che viene trascurata tante volte. Viene trascurata per mille motivi. Primo perché c'è difficile accesso alle cure in questo periodo, lo sappiamo tutti quanti, appunto la mancanza di medici di base, il costo delle cure private nel momento in cui non c'è la possibilità di avere accesso al pubblico e quindi da tutto questo emerge l'esigenza di
ritardare il più possibile attraverso sani stili di vita l'accesso alle cure, l'approccio appunto alla medicina. Naturalmente per poterlo fare c'è bisogno di una rete sul territorio che permetta di contattare le persone, che permetta di avvicinare tutte le persone, di far conoscere quali sono le opportunità che vengono messe a disposizione dal sindacato ma anche da altre associazioni, e da questo nasce appunto l'idea di mettere in comune gli sforzi con altre associazioni del territorio che sembrerebbero distanti magari da quelle che sono le dinamiche del sindacato, ma che in realtà sono molto comuni perché si occupano appunto di invecchiamento attivo piuttosto che di cure, di seguire le persone, di dare una mano a tutte quelle persone che sono in difficoltà e anche e soprattutto a tutte quelle persone che godono ancora di buona salute e che possono con corretti stili di vita, come dicevo prima, mantenerla il più a lungo possibile. Infatti. Tutte iniziative, perché se guardiamo i numeri che io ho a disposizione, Venezia, la provincia di Venezia ha 833.000 abitanti, di cui 214.000 sono anziani, il 26% della popolazione, quindi più di 1 su 4. Gli over 80 sono 70.200, un anziano su 3 di quelli che citavamo prima. I pensionati nella provincia di Venezia sono 225.000 con pensioni che nella maggior parte dei casi, per il quasi 70%, sono sotto i 2.000 euro lordi al mese. Ma nel 48% dei casi, 109.000 persone, non arrivano a 1.500 euro lordi. Quindi da questo si evince che anche accedere alle cure, quando si tratta di cure private, non è così semplice. Quindi instaurare sani stili di vita, contattando le persone attraverso tutta la rete di organizzazioni che dicevo prima, diventa fondamentale per il mantenimento di un buono stato di salute. Il ciclo di incontri che abbiamo fatti e che si è sviluppato intorno anche alla casa di riposo, proprio per avere uno scambio intergenerazionale, per mantenere vivo l'interesse delle persone anche all'interno della casa di riposo, lì sono stati fatti i corsi sulla memoria che sono importanti. Anche l'altro aspetto è la memoria, il potenziamento della memoria. È importante e a questo proposito va ringraziata la direttrice appunto Elisabetta Cazzin, che ci ha permesso di avere accesso alla casa di riposo e di tenere questi corsi importantissimi grazie a delle psicologhe che si sono prestate appunto a tenere le lezioni. È importante perché mantenere una memoria sana, attiva, permette di mantenere anche gli interessi sani e attivi, sì. E non richiuderci in se stessi nel momento in cui subentra qualche patologia anche di piccola entità. Non a caso poi le camminate, i percorsi urbani, tutte queste cose che sono tendenti ad aggregare e che hanno visto coinvolti anche dei giovani e non solo anziani, perché ci rivolgiamo a tutte le fasce di età, pur curandoci prevalentemente magari degli anziani, ma ci rivolgiamo a tutte le fasce di età. E il coinvolgimento di altre associazioni che non sanno tutto quello che viene messo a disposizione tramite il sindacato come tipo di assistenza e tutto il resto, e qui abbiamo spaziato sulle truffe piuttosto che su altre cose. Che vedono coinvolti comunque in gran parte molti anziani. E che vedono, sì, in questo caso sì, coinvolti nella maggior parte dei casi persone anziane, perché sono più soggetti a cascare nelle trappole che vengono poste, e in molti di incontri che sono stati fatti in più sedi è stato molto ben evidenziato quali sono le problematiche e anche quali possono essere le soluzioni per evitare di cadere in queste trappole. Quindi il fatto di conoscere quello che la società propone e di conoscere anche i rimedi, le possibili soluzioni che vengono messe a disposizione, evita molto spesso di cadere in depressione quando si è stati vittime di un raggiro, perché si pensa di essere ormai magari... sia troppo tardi. Sì, anche, ma non è mai troppo tardi, perché c'è sempre la possibilità di rimediare. Basta rivolgersi all'associazione, la Diconsum, che è una delle associazioni che ha partecipato con noi appunto a questo, per capire che c'è la possibilità di rimediare molto spesso, quasi sempre, grazie alla capacità degli interlocutori. Quindi il rivolgersi con fiducia a tutte quelle che sono state le iniziative che sono state fatte, e ritornando a parlare di salute con tutti gli specialisti che possono essere coinvolti in quelle che sono le patologie prevalenti
delle persone anziane, perché noi abbiamo fatto corsi sull'Alzheimer, ci sono stati specialisti, urologi, cardiologi, pneumologi, ortopedici, farmacisti che sono venuti a spiegarci il corretto utilizzo dei farmaci. Che è un'altra cosa importante, perché magari l'anziano ti trascura, così prende un po' con più semplicità, visto che ne ha tanti di farmaci. La banalità della quotidianità porta spesso a far confusione, porta spesso a non conservarli nel modo corretto, a non stare attenti a come vanno ingeriti. Esatto, alla giusta assunzione dei farmaci, e quindi il fatto di sentirlo spiegare da degli esperti è importante, perché poi magari noi speriamo anche col passaparola semplice del vicino che è stato presente all'assemblea e che ha ascoltato con le sue orecchie, perché bisogna dire anche che si fa fatica a credere a quello che ci viene raccontato, che ha ascoltato con le sue orecchie quello che gli è stato suggerito come corretto utilizzo, corretta conservazione, corretta assunzione dei farmaci, è molto importante, perché diventa fondamentale, perché molti spesso al primo passare dei sintomi smettono di prendere gli antibiotici, e non sapendo che così si aggrava la malattia e non si riesce a risolvere il problema che poi si ripresenta. Quindi è fondamentale che ci sia questa conoscenza. Conoscenza che, sappiamo bene, non sempre gli anziani sono curiosi di sapere queste cose. La difficoltà più grossa è proprio quella di riuscire ad attirare le persone, a farle essere presenti a queste iniziative. Ma forse non è tanto anche la curiosità, è magari la pigrizia, o il fatto di pensare che sia giusto così perché uno ha sempre fatto in un certo modo. Mi sto pensando magari l'assunzione di certi farmaci anche per dormire col bicchiere di vino. Sì, anche questo succede. Sì, ne abbiamo sentite di tutte nei vari incontri. Che non va preso, che lo hanno citato per dire non va preso, hanno bevuti con l'acqua. Ma purtroppo però c'è perché il vino fa dormire meglio, poi magari assunto. Sì, ma non col farmaco. Ma c'è questa convinzione molto spesso nelle persone, per fortuna non sono molti quelli che lo fanno, però c'è sempre qualcuno che continua a resistere in questo modo. Ecco, lei ha citato prima tra le varie patologie, perché è coinvolge tantissime persone, quindi merita un'attenzione Alzheimer. A parte la degenerazione progressiva legata all'età, quindi l'invecchiamento fisiologico, che ci sta, visto che adesso abbiamo veramente grandi anziani, anche lei prima fuori onda raccontavamo di ultra novantenni, e lì è ineluttabile. Però quando invece si insinua questa problematica, che può coinvolgere persone anche un po' più giovani, purtroppo sì, lì diventa un disagio gravissimo anche per i familiari, perché qui abbiamo il coinvolgimento anche delle famiglie. Ma infatti lo scopo degli incontri che abbiamo fatto sull'Alzheimer, e anche di quelli che abbiamo ancora in programma, è stato sì di far capire quali sono i progressi che ha fatto la medicina in questo campo, con dei farmaci che permettono il rallentamento dell'evolvere della malattia, ma è importante conoscerne i sintomi fin dall'inizio e quindi parlarne. È importante per le famiglie, che molto spesso hanno reticenza nell'esporre pubblicamente il fatto che un proprio familiare sia malato di Alzheimer. È importante che ci sia la conoscenza di tutta una rete di specialisti che possono venire in soccorso nel momento in cui si presenta questo tipo di patologia. L'importanza appunto degli incontri è quella di diffondere tutta quella rete, la conoscenza di tutta quella rete di specialisti, di soluzioni che possono essere messe a disposizione per alleviare il lavoro delle famiglie. Non dimentichiamoci che ognuno di noi nella propria vita ha un lavoro, non è un infermiere, non è un dottore. Molto spesso quando capitano queste situazioni diventa problematico mantenere il lavoro, mantenere la calma, molto spesso, perché sembra impossibile che un genitore che ci ha sempre riconosciuti non ci chiami più col nostro nome, non ci riconosca, faccia confusione, sembra quasi che lo facciano apposta. In realtà sono sintomi che purtroppo ci sono e che bisogna saper affrontare. Molto spesso il supporto migliore che si può dare è quello ai familiari, per certi comportamenti che possono adottare in queste situazioni, che non sicuramente quello di risolvere la malattia del proprio congiunto, perché questo sicuramente non è possibile, è possibile farlo solo attraverso la medicina, e come dicevo appunto. Però l'importante è che ci sia la conoscenza di tutto quello che è possibile mettere in atto. Tutte le strade da percorrere. Allora interrompiamo un attimo, restate sempre con noi, canale 19, torniamo a parlare di questo argomento sempre con FNP CISL tra poco.